Scusate se vi ho interrotti, volevo solo un'informazione, poi potete tornare a fare il vostro lavoro. Permettete che se vi fermate un attimino vi faccio vedere quello che facciamo? Ecco, sono ferma. La nostra camicia è una camicia che è composta da 10 punti a centimetro lineare invece di 5. È tutta lavorata a mano artigianalmente. Per questo prima di cucire i fianchi si mette insieme il davanti, il dietro e poi insieme al davanti e il dietro si mette la manica. Ho capito, ma io volevo solo un'informazione. Allora vi faccio vedere bene, guardate sotto, vedete qua non è allineato, c'è un dislivello, come mai? Perché poiché il giro maniche è molto alto e per fare il giro maniche così alto c'è bisogno prima di cucire il busto, il corpo, la manica, poi viene inserita dentro e questo ha un effetto importante perché se voi vedete bene, guardate, quando infilate la camicia, la mettete addosso per capire quello che succede. Deve avere proprio l'effetto che sotto qua deve stare bene. Senta, sotto io il giro volevo manica. parlare solamente di... proprio d'altro, guardi. Volete parlare di altro? Allora, per parlare di altro dobbiamo fare la prova aereo.